Rendere pubblica l'agenda del Presidente della Regione e della Giunta. Alessandra Moretti, candidata del centro-sinistra per la presidenza del Veneto, mette la trasparenza tra i 3 punti fondamentali del suo programma insieme a lavoro e sanità. In un video agli elettori torna a ribadire la volontà di sottoporre il lavoro condotto dall'ente regionale all'esame continuo di un controllore super partes. In tema di trasparenza istituirò il garante anticorruzione, che avrà il compito di vigilare sull'operato di tutta l'amministrazione regionale. Sarà un'autorità indipendente, votata dalla maggioranza qualificata del Consiglio regionale, ma soprattutto ha intenzione di spalancare le finestre di Palazzo Balbi. Renderò pubblica l'agenda degli incontri istituzionali del Presidente, della Giunta e degli assessori e pubblicherò sul sito della Regione tutte le fatture delle spese che la Regione produrrà. Una svolta necessaria, secondo la candidata del PD. Purtroppo gli ultimi 5 anni si sono caratterizzati per troppi scandali, dal Mose alle questioni legate al sociale. I veneti hanno il diritto di controllare l'operato dei propri rappresentanti, hanno diritto di conoscere come vengono spesi i soldi pubblici e da chi vengono incassati. Moretti si mette in gioco senza chiedere sconti a chi decidesse di votarla. Ma quello che io chiedo ai veneti è un altro impegno, quello di mandarmi a casa se nei prossimi 5 anni non avrò fatto tutto quello che ho promesso di fare. Questo deve valere sia per i politici di destra che per quelli di sinistra.